Sì, considerato che con la delibera di giunta 1195 del 2012 la Regione ha dato incarico all'azienda sanitaria numero 2 di svolgere diverse importanti funzioni in materia di rischio di amianto, tanto che dal piano attuativo locale 2014 la stessa azienda ha previsto l'istituzione del CRUA, a cui vengono conferiti specifiche competenze a cui l'azienda appunto dovrà far fronte nonostante gli importanti tagli riguardanti la sanità esantina. Considerato che dalle ultime notizie apprese dalla stampa viene indicato che le funzioni di pneumologia sono state di fatto trasferite a Gorizia, considerato che il 27 febbraio 2014 scade il bando per la ricerca di un dirigente medico, direttore della struttura complessa del CRUA, che a detta di molti avrebbe un esito già scontato. Considerato che casualmente è stato depositato e presentato in questi giorni presso il Comune di Monfalcone un dossier di 15 pagine a titolo A «Attenzione, contiene amianto», nel quale un gruppo di imprenditori privati del Monfalconese ha presentato un progetto per la realizzazione di un centro amianto capace di ricalcare quanto previsto dalla delibera di giunta sopraindicata e non ancora attuata completamente dalla SS2 Isontina, il cui costo è stimato in 12 milioni di euro. Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente su quali siano le reali e concrete intenzioni riguardo al centro unico di riferimento per l'amianto, alla luce soprattutto del progetto privato depositato presso il Comune di Monfalcone. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. Allora, a parte, perché nell'interrogazione c'era, non so se mi è sfuggito, la ricostituzione della Commissione Amianto, che ha visto un rallentamento perché ci sono state 2 modifiche normative intervenute durante l'iter che hanno previsto tra l'altro l'aumento del numero dei componenti con l'inserimento di un componente dell'ambiente e da ultimo recentemente la necessità di sostituire un componente indicato ma nel frattempo deceduto, quindi insomma sono stati problemi proprio tecnici e adesso stiamo concludendo. Per quanto riguarda la restante parte dell'interrogazione, faccio presente che fin da quando i problemi correlati all'esposizione all'amianto sono esplosi con tutto il loro peso di sofferenza e allarme sociale, l'azienda 2 Isontina non ha mai fatto mancare l'assistenza agli ammalati, le attività diagnostiche, l'aggiornamento dei dati epidemiologici, le attività di prevenzione e di consulenza sull'eliminazione dei fattori di rischio, la messa a disposizione di risorse tecniche per il contributo necessario alle attività giudiziarie e tutto quello che ne è conseguito. Proprio la preesistenza di queste attività e dell'esperienza scientifica e professionale accumulata negli anni hanno fatto sì che la Regione Friuli Venezia Giulia, con la delibera di giunta del 28 giugno 2012, affidasse all'azienda 2 Isontina una serie di obiettivi di rilevanza regionale in materia di predisposizione di materiale informativo sui rischi, rapporti con gli enti locali e le associazioni e patronati per la presa in carico, formazione per i soggetti addetti alle bonifiche, informazioni alla popolazione sullo stato della ricerca clinica, programmi di ricerca. Sulla scorta della suddetta delibera regionale e senza mai interrompere le attività descritte, la direzione dell'azienda sanitaria 2 nel marzo 2013 ha avviato le procedure per la istituzione di un centro di riferimento unico per l'amianto. La struttura complessa, centro di riferimento unico per l'amianto, è stata costituita nel maggio 2013 a Monfalcone e diventerà pienamente funzionante non appena completato l'iter concorsuale. Non faccio alcun riferimento a quello che lei ha detto degli esiti già scontati perché insomma è in corso l'iter concorsuale. Poi è attivo un gruppo multiprofessionale e multidisciplinare, Lung Unit, che rappresenta la parte clinica operativa dell'attività rivolta alle patologie neoplastiche amianto correlate, quali il mesotelioma e il cancro del polmone. Le attività del CRUA sono rivolte alla popolazione, ai sanitari, agli enti, istituti assicurativi, alle associazioni che affrontano i problemi connessi all'esposizione all'amianto e alle procedure di bonifica dei siti. Presso il centro risulta attivo oggi un ambulatorio di sorveglianza sanitaria che garantisce con tempi di attesa sempre inferiori ai 15 giorni le visite di tutti i soggetti afferenti, un punto di ascolto per fornire risposte alle richieste pervenute da cittadini, lavoratori e associazioni. Sono attivi inoltre canali di ricerca epidemiologica con la medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Trieste e prosegue un programma di ricerca genetica in collaborazione con la stessa università.
Da poco più di un anno la funzione pneumologica aziendale è diventata un presidio territoriale, mantenendo immodificata l'organizzazione storica su 2 sedi, quella di Monfalcone e quella di Gorizia. Infine, nessuna notizia né alcun dossier riguardante un centro amianto promosso da privati è giunto in azienda o in regione. In ogni caso, io non ritengo necessario un investimento immobiliare per una funzione che per il suo efficace espletamento non necessita di mura, ma di multiprofessionalità a rete e di elevate competenze. Ritengo comunque che il percorso sia già a buon punto e che debba trovare comunque la sua conclusione. Prego per la risposta, consigliere Ussai. Io mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore e la ringrazio anche per la completezza della risposta, in particolar modo appunto rispetto al subentro di eventuali imprenditori privati nella gestione del CRUA. Se da un lato però mi ritengo soddisfatto appunto della completezza della risposta e anche non sono d'altra parte soddisfatto di alcune lungaggini, come ha detto l'assessore, rispetto a alcuni punti che noi riteniamo importanti. Vorrei anche sottolineare il fatto che nel piano attuativo locale 2014, sotto la voce Centro di riferimento unico per l'amianto, l'azienda sanitaria numero 2 dice per la sola ASS2 Isontina e mette tra i risultati attesi dal progetto presentato solamente la sorveglianza sanitaria e l'informazione, per cui nel piano attuativo locale in realtà non si attiene a quella che è la delibera citata dall'assessore che invece danno all'SS2 una funzione di rilievo regionale rispetto a quella che è la prevenzione, il supporto alla popolazione, la tutela e la mitigazione dei fattori di rischio. Per cui sono preoccupato dal fatto che da quello che leggo dal piano attuativo locale, ma anche da quello che leggo della dichiarazione del direttore sanitario Marco Bertoli, che dice nella situazione finanziaria ci limiteremo solamente alla diagnosi, non si può fare altro. E ancora di più sono preoccupato dal leggere da dichiarazione stampa sempre del suddetto direttore in cui dice che lui non ha ben capito il significato del centro amianto e dice la SS2 Isentina non ha mai ricevuto proposte uniche e concrete del territorio a riguardo. Per cui se da una parte sono soddisfatto della risposta dell'assessore, dall'altra parte sono preoccupato per la mancanza di idee e di volontà politica, per le lungaggini che ci sono state fino ad ora. Per cui, come dice l'attuale Presidente del Consiglio, vorremmo che si passasse dalla politica dell'annunciare alla politica del fare. Fare, rinnovando urgentemente i componenti della Commissione per l'amianto, dotando e aiutando le associazioni a trovare degli spazi informativi, come ad esempio nell'ospedale di Catinara, e soprattutto facendo sì che il CRUA non sia solo un CRUA sulla carta, ma che diventi veramente un centro medico di eccellenza a supporto degli esposti amianto. Grazie. Bene.